Un cordiale saluto, ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto con il nostro audiogiornale per quanto riguarda le notizie accadute in Friuli Venezia Giulia in questo 25 aprile. Un uomo di 80 anni, residente a Forni di Sopra, è deceduto nel pomeriggio dopo essere scivolato in un torrente in un'area di proprietà della stessa vittima. L'uomo avrebbe posato un piede sul bordo del suo terreno che affaccia sul rio sottostante quando l'appoggio ha ceduto e lui è precipitato nel torrente 3 metri più in basso. Ad accorgersi dell'incidente sono stati i vicini che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, protezione civile, l'ambulanza, 6 tecnici del soccorso alpino locale e l'elicottero decollato da Campo Formido. Sono stati proprio i tecnici del soccorso alpino a recuperare l'uomo e a portarlo a riva, dove il personale medico ha cercato, purtroppo senza buon esito, di rianimarlo. La salma poi è stata, dopo il nulla osta del magistrato, ricomposta nella cella mortuaria di Tolmezzo a disposizione dei familiari per il rito funebre. Le forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia hanno controllato venerdì 3.604 persone, sanzionandone 84, continuando un trend in calo cominciato nei giorni scorsi. Sono state denunciate 5 persone, ma per reati diversi da quelli dalla violazione ai limiti dello spostamento. Sono stati inoltre controllati 1.342 attività ed esercizi commerciali e 3 titolari di questi sono stati sanzionati. 2.903 casi accertati in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le persone colpite da Covid-19, con un incremento di 21 rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.231, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 325. 5 i decessi in più rispetto a ieri, che portano a 263 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato nella consueta conferenza stampa in videoconferenza l'assessore regionale alla protezione civile e alla salute, nonché vicegovernatore Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, Trieste è il territorio più colpito, 136 casi, Udine 67, Pordenone 56, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.177 infettati, Udine 937, Pordenone 613 e Gorizia 174. A questi vanno sommate 2 persone non residenti in regione, 15 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti 122 e le persone in isolamento domiciliare 947. Diverse cerimonie si sono tenute, seppur rispettando le normative dopo il Covid-19 anche in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il 25 aprile, festa della liberazione. Quella che si è tenuta alla Risiera di San Sabba a Trieste è stata una celebrazione altamente simbolica per le difficoltà attraversate dal Paese. Ora però dobbiamo ripartire per ricostruire il nostro futuro. Lo ha affermato al termine della cerimonia il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. In aggiunta agli effetti sanitari causati dalla diffusione del Covid-19, l'economia nazionale, così come quella europea e internazionale, sta vivendo un momento fortemente drammatico, ha sottolineato il Presidente. Per questo, a partire dalla prossima settimana, è importante iniziare un percorso graduale di riapertura, in grado di garantire la sicurezza per i cittadini nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, utilizzando i dispositivi di protezione personale e, laddove necessario, con l'igienizzazione dei locali. Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, riferite al 2018, si conferma al 9° posto a livello nazionale, ultima tra le regioni del nord, subito dopo il Veneto, con un reddito complessivo medio di 22.561 euro, in crescita rispetto all'anno precedente di circa 1.000 euro. La Lombardia è la regione più ricca, con una media di 25.666 euro. In fondo si colloca la Calabria con 15.430. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il reddito imponibile medio in Friuli Venezia Giulia è pari a 21.582 euro.
A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, 23.078 euro, Gorizia il più basso, 20.589 euro. Trieste è l'11ª provincia italiana e la seconda del nord-est dopo Bolzano. Al contrario, Rovigo si colloca all'ultimo posto. Infine, sempre per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il comune di Moruzzo si conferma al primo posto, 56esimo a livello nazionale, con 28.412 euro di media, seguito da Pagnaco, Udine e Campoformido. Le ultime posizioni sono state occupate prevalentemente dai comuni delle valli del Natisone. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo di domenica 26 aprile in Friuli Venezia Giulia. Cielo variabile su tutta la regione con locali piogge sparse in genere deboli, più probabili di notte e al mattino su pianura e costa e nel pomeriggio sui monti. Possibile anche qualche locale rovescio temporalesco su pianura e costa, tempo più soleggiato dal pomeriggio. Le temperature, le minime in pianura tra gli 11 e i 14 gradi, le massime tra i 20 e i 23 gradi. Sulla costa 11-14 gradi le minime, 16-19 le massime. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vediamo appuntamento come sempre alla prossima edizione nella giornata di domenica e approfitto, scusate il gioco di parole, per augurare a tutti voi una buona domenica e una buona prosecuzione con la nostra informazione. Come si dice da queste parti, mandi e alla prossima.